Amici del futsal, appassionati di calcio a 5, buonasera dal Pala del Mauro di Avellino. 23esima tappa del campionato di Serie A calcio a 5 quinto. Sandro Abate contro Came Treviso. Muove il primo possesso la Came, concludendo subito. Dribbling non riuscito su Sutton che resta sul posto. Gargantini scappa, Everton col destro. Tentativo dalla distanza. E adesso ripartenza per la squadra che si distende qui la conclusione. Arriva direttamente sul fondo. E Alex deve ripartire dal basso. Filtrante è riuscito. Alex torna sul possesso. Alex col sinistro. Pietrangelo ci mette la mano. Conta i passi. Il capitano della Sandro Abate, Alejandro Alex. Prova dalla distanza il tiro. Murato da Donin che alza in corner. Ha cercato il filtrante Donin, interviene appena in tempo. Poi ripartenza per la Sandro Abate che si distende. Everton, murato dall'uscita di Pietrangelo. Torna in campo Alex per la Sandro Abate, il capitano della squadra di Basile. Dimas va in velocità, Dimas offre dentro l'area e passa in vantaggio la Sandro Abate con il gol di Mello Rossi, quarto in campionato, 1-0. Adesso Alex a lavorare per Everton che rientra. Everton calcia fuori. Movimento a rientrare. Chiusura senza fallo e ripartenza feroce. Adesso della Sandro Abate con Galletto che pensa al tiro, poi si incarta. Conclusione tentata comunque da Mello Rossi che termina sul fondo. C'è stata deviazione. Sutton scodella per Enrico Donin che calcia centrale. Nessun problema per Ducci. Alex in dribbling se ne va in contropiede. Alex apre il campo, va dentro con una chiusura però di Gargantini che adesso ci riprova con la conclusione in diagonale. Bella la parata di Ducci. Alex con l'esterno, trovato Everton che allarga. Pallone invitante per l'inserimento di Everton sinistro e palla di poco sul fondo. Ercolessi va dentro, la girata tentata da André Ferreira, pronto a battere all'indietro per la conclusione di André Ferreira. Ercolessi, Donin va dentro con un ottimo pallone, ancora Ducci a rispondere presente. Questa è la parata di Ducci in precedenza, strepitosa a rimanere in piedi. Gargantini, passa Gargantini, palla sulla linea, salvata da Dimas. Colossale occasione per la Came Treviso in questo finale di primo tempo. Ancora una bella parata in uscita di Ducci. Palla che resta lì, Antoniazzi anticipato. E adesso ripartenza per la Sandro Abate con Pietrangelo alla parata. Alex alla battuta, palla scodellata sul secondo palo, Mello Rossi e altra parata di Pietrangelo. Molto bella la palla offerta per il movimento di Mello Rossi. Pietrangelo ci mette la mano il fisico. Palla offerta per Alex e questa volta Pietrangelo mette in corner. Conclusione, Ducci ci mette le mani su Azzoni. Ultimi 15 secondi. E sotto di un gol la Came Treviso che qua rischia. Dimas stava per intervenire. Alex dal limite, pensa al tiro, poi scarica per Dimas che calcia fuori. Sotto porta, era a terra Pietrangelo. Termine il primo tempo al Pala del Mauro. È 1-0 per la Sandro Abate. Per adesso decide la quarta rete in campionato di Mello Rossi. Pronti a tornare in campo Sandro Abate e Came Treviso sul terreno del Pala del Mauro di Avellino. Duetta Alex, poi invita la corsa Galletto che calcia il muro di Pietrangelo che resta lì in piedi e dice di no. Prima grande occasione di questa ripresa per la Sandro Abate. Una bella risposta di Pietrangelo a tenere in piedi la Came Treviso che ci riprova con deviazione qui. Azzoni trova il calcio d'angolo. Questa l'azione precedente con l'invito di Alex per la corsa di Galletto e la bella parata
di Pietrangelo. Calcio d'angolo battuto, Gargantini per Sutton, all'indietro per Antoniazzi col sinistro. Fucilata sul fondo. Movimento di Dimas, pescato dal limite. Dimas si gira e non calcia. E perde un'altra buona opportunità, ne ha sprecata una gigantesca nel finale del primo tempo a porta vuota. Gargantini passa, dribbling, sterza, Gargantini vorrebbe calciare, non trova luce, allora offre l'assist per la conclusione di Donin e vola Ducci in calcio d'angolo. Grandissima parata di Daniele Ducci, che dice di no al destro potente angolato di Donin. Conclusione della distanza, questa volta deviata sotto porta. Nuovamente calcio d'angolo. Botta dentro Di Luccio, allarga. Dimas passa, Dimas per Di Luccio col sinistro. L'uscita da parte di Pietrangelo. Donin, dentro c'è Bui, Donin se ne va in dribbling, Donin scarica il sinistro, palla sul fondo. Botta, ruletta non riuscita, si torna direttamente da Ducci, che spara in avanti questo pallone. Ducci, conclusione sotto porta e il raddoppio di Alex sull'errore di Pietrangelo. 2-0 Sandro Abate. Nel momento di difficoltà ci pensa il capitano a fare 2-0 a 12:52 della sirena. Raddoppio della Sandro Abate con Alex al suo 11° centro stagionale. Donin, detto un movimento che però non c'è. André Ferreira va dentro. Donin calcia e trova l'angolino. La riapre subito la Came Treviso con un destro devastante dalla distanza. 2-1 a 12:26 dalla fine. Qui sinistro, poi destro di Donin. È un gol bellissimo per il gol che riapre la gara qui. Everton col sinistro, palla sul fondo. Melo Rossi a mettere un po' di ordine per la Sandro Abate, adesso che riparte. Contropiede non concluso. Dimas anche da terra. Everton! La parata di Pietrangelo che esulta e tiene in piedi la Came Treviso. Buona uscita della Sandro Abate. Adesso movimento centrale da parte di Alex. Dimas va dentro e sotto porta, l'occasionissima per la Sandro Abate. Alex dentro per Dimas, buon ritmo adesso per la Sandro Abate con Alex che calcia, deviazione, calcio d'angolo. Tieni i suoi sul -1. All'offerta per il sinistro, in volée, quello del 3-1. Torna sul +2 la Sandro Abate, il gol numero 2 di questa sera è per Victor Mello. 3-1. Bellissima la giocata da calcio d'angolo. Sutton allarga, con l'infiltrata, Ercolesi va dentro. Everton potrebbe anche calciare, lo fa senza centrare la porta. Sutton, palla filtrante al limite, conclusione sotto porta e Gargantini ci mette la testa. 3-2. Conclusione di Ercolesi, deviazione sotto porta e torna in gara la Came Treviso. Sotto porta non c'è il tocco di Gargantini e direttamente Ercolesi ad aver trovato il gol del 3-2. Rinvio lungo per andare in avanti direttamente in area di rigore con Gargantini che si gira. È una grande parata da parte di Ducci che rinvia dall'altra parte. Sutton in avanti, Ercolesi ha trovato il suo terzo gol in questo campionato. Ercolesi prova a passare, Ercolesi la doppietta in pochi secondi. 3-3. Gol del 3 pari che gela in questo momento il Palla del Mauro. Gran giocata poi con l'esterno, riesce a rubare il tempo a Ducci. Palla scodellata in avanti, Gargantini senza commettere fallo, calcia col destro, parata e sotto porta. Se lo divora Azzoni, palla sul fondo. Alex, finta rientro, Gargantini su di lui, appoggio indietro per Dimas che calcia
e la tiene in qualche modo Pietrangelo, che rilancia in avanti la Camere Treviso. Gargantini si gira, Gargantini spara fuori. Si fa vedere Gargantini, la perde qui Donin sulla pressione alta di Darici. Palla offerta per Dimas, dentro e sotto porta se lo divora. Si può andare dall'altra parte, 16 secondi, palla offerta per Dimas che non calcia, finta, 1-2, si conclude con Alex e torna avanti la Sandro Abate a 7 secondi dalla fine. Alex 4-3. Azione macchinosa ma poi ben riuscita, con Dimas che offre, Victor Melo all'indietro, Alex conclude, palo gol, 4-3. Possesso per la Camere Treviso, ultimi 3 secondi, Andrea Ferreira va dentro, ultimo tocco da parte di Gargantini ma non c'è più tempo, vince la Sandro Abate all'ultimo respiro, 4-3 contro la Camere Treviso.